diversi appuntamenti in vista dell'8 marzo, della giornata della donna. Il nostro 8 marzo è ricco di appuntamenti, sono 6 incontri e a questo ciclo di 6 incontri abbiamo voluto attribuire il titolo Oltre, per indicare il superamento dei divari, il superamento delle diversità, delle differenze, che consideriamo invece fonte di arricchimento e quindi da valorizzare. Sono 6 appuntamenti che hanno dei temi e delle sfaccettature assolutamente diverse nella narrazione del femminile e che a partire dall'occlusione delle donne, a partire dalla parità di genere, le donne la pace, le donne la guerra, trattano appunto vari punti di vista che tendono proprio a rispolverare dall'oblio tante storie femminili e a valorizzare la posizione della donna nella società e nella politica. Carola De Paoli dell'Ande, il suo contributo a questa iniziativa in vista dell'8 marzo che Leonardo sta organizzando, Giornata delle Donne? Sì, anche quest'anno, come 2 anni fa, l'Ande ha avuto il privilegio di essere stata invitata dalla preside del Liceo Scientifico Leonardo per dare un contributo a questo progetto che vede impegnato l'istituto in tutta la settimana fino all'8 marzo. E noi saremo qui presenti con la professoressa Francesca Patti che fa parte del direttivo dell'Ande, la quale parlerà del contenuto del suo libro Lontane dalle progelle del mondo, quindi per iniziare un ragionamento, un discorso su come vivevano le donne a partire dal XVI secolo fino circa quasi al XX secolo. Poi da parte mia attualizzerò l'argomento cercando di catalogare o comunque ricordare tutte le conquiste femminili che sono state fatte molto lentamente fino ad arrivare nei secoli, fino ad arrivare quindi ad oggi. Ecco, lei oggi darà il suo contributo a questa iniziativa che il Liceo Leonardo sta effettuando in attesa della giornata della donna dell'8 marzo? Sì, diciamo che stiamo parlando delle donne in senso attivo. Partiremo da Luisa Spagnoli per ricordare la grandezza di questa donna, quello che ha fatto, il modo in cui ha contribuito, e poi daremo un omaggio enorme a 2 donne agrigentine, Rosina Finazzi e la nostra Giusy Carreca, passando poi la parola a Dina Rizzo come imprenditrice del nostro territorio, che sta facendo veramente tanto per questa terra. Siamo con la poetessa Giuseppina Mira che darà il suo contributo a questa iniziativa del Leonardo in vista dell'8 marzo. Sì, buongiorno, io sono molto onorata e gratificata che una mia poesia sia letta in questo contesto molto importante per la donna, poiché la donna è energia d'amore, la donna è tenerezza, la donna è gentilezza e sinceramente io desidero che ci sia la festa dell'uomo e della donna per celebrare proprio l'armonia, la sincronia, ricordandoci che Dio li creò uomo e donna. E questo è il mio più grande auspicio, che un giorno questo mio desiderio possa vedere l'orizzonte dell'amore. Ecco, quale sarà il suo contributo che lei darà a questa iniziativa del Leonardo in vista dell'8 marzo come imprenditrice? Stiamo cercando di dare ai ragazzi un contributo sull'imprenditoria, quindi io oggi porterò la mia testimonianza di quella che è la mia impresa Maidea, attiva sul territorio agrigentino. Ecco, consiglierebbe a una ragazza di intraprendere l'attività imprenditoriale in questo momento, diciamo, un po' difficile, un suo parere? Prima di tutto consiglierei di terminare gli studi, perché lo studio è conoscenza, lo studio è libertà e lo studio è potere. Successivamente sì, consiglierei assolutamente.